Ciao amici della pagina, amici quindi della Sicilia.it, siamo in piazza Palestro e di fronte a noi c'è Porta Garibaldi. Si sta per esibire Flaviano Pennisi, che è un siciliano originario di Palagonia, ma si sente più che altro cittadino del mondo e cittadino della sua regione tanto amata, la Sicilia appunto, e perché si trova oggi qua per promuovere Porta Garibaldi, che concorre a essere selezionata tra i luoghi del cuore 2018 del fondo della FAI. Quindi sentiamo cosa ha da proporci Flaviano e poi ci spiegherà lui il suo progetto. Ciao Flaviano, immagino che hai finito. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, spiegaci perché hai scelto di suonare, di portare qua il tuo progetto, che ci ricorderai come si chiama, proprio sotto Porta Garibaldi. Allora, innanzitutto questo è il Suonare un libero project. È un progetto che ho ideato alcuni anni fa e che per fortuna mi sta portando grandi soddisfazioni. Quindi in qualità di artista ho deciso appunto oggi di metterci la faccia e la mia batteria per uno scopo molto importante, cioè invogliare la gente a votare, appunto perché il FAI ha indetto questa votazione in tutta Italia per riqualificare alcuni monumenti storici che hanno fatto la storia, in questo caso di Catania e dell'Italia in generale. Come Porta Garibaldi. Come Porta Garibaldi, esattamente. Quindi invito tutti i catanesi, invito la gente in generale a votare, ricordo che finirà domani questa votazione. E quindi affrettatevi a votare perché questo è un monumento, una città che merita e quindi spero siate in tanti. Un saluto ai nostri lettori. Un saluto ai nostri lettori, alla Sicilia che spesso si è occupata di me e del mio progetto e buona musica e buona arte a tutti.